Noi li abbiamo assaggiati prima e avremmo pensato di farli assaggiare al contrario, quindi iniziamo dal 2005. Poi vediamo, discutiamo nel frattempo e vediamo se la nostra intuizione è stata corretta. Quindi lascio la parola a Alessio che ci guida la registrazione del 2005. Grazie Paolo. Quindi andiamo creando la nostra vecchia che non è giovane. Speriamo che questo ci permetterà di apprezzare al meglio queste tre annate. E nel 2005 l'annata appunto è stata un'annata leggermente più fresca rispetto a quelli che ci ha abituato l'ultimo decennio in particolare. Quindi vediamo subito comunque che il Calice ha già ancora una bella luminosità nonostante questa sua colorazione che già vi era il granato. Dopo Celestino ci abita sempre con queste masse di vino nel calice belle compatte, anche questa declinazione che dà dei leggeri coloriti agli archetti. Il naso si presenta di buona intensità, però subito la complessità e sicuramente la finezza di questi suoi sentori che riesce a sprigionare. Quindi iniziamo subito con queste note fruttate di anche una marmellata molto intensa di bacche scure, siamo anche su una bacca di Sambuco. Dopo poi su delle note erbacee in evoluzione, siamo su un'erba falciata, quindi un fieno di montagna, abbiamo anche note molto piacevoli di camomilla. Proseguiamo poi con la speziatura. Abbiamo una speziatura invece che rimanda alla cannella e anche secondo me una nota leggermente piccante di questo pepe nero. Magari lo conosceranno, ma è un falso pepe del Perù che non è proprio un pepe, però queste note molto simili che sono molto pesate. Infine abbiamo anche una nota di sottofondo che rimanda a una buccia di arancia, una buccia marrone disidratato. In bocca si presta con questo volume, un sorso largo, ben avvolgente, anche di bellissima profondità. Abbiamo alcol ben presente, ben integrato la massa. E comunque d'altra parte abbiamo ancora questa freschezza che rende estremamente piacevole la leva, un tannino ben lavorato, di bellissima mollezza e siccosità. Inoltre poi integrità tutto legno, molto piacevole, ben amalgamata con questi richiami speziati, anche queste note balsamiche che parlavamo prima di queste erbe. Il vino che ritengo sia il culmine della sua evolutiva, ha una bellissima piacevolezza, un vino che possiamo per mio parere apprezzare bene come solo da meditazione, o perché no, Celestino penso che conosca la pecora brogna, io penso che una pecora che non tiene segni e in fase di sta cercando anche di recuperare, secondo me potrebbe essere bella abbinato con un prosciutto di pecora brogna brasato e visto che siamo in stagione una crema di zucca con porcini sauté al burro e vino, giusto per richiamare anche queste caratteristiche